Truffatori sempre più scaltri e vittime sempre a rischio di truffe anche pesantissime, visto che c'è chi si è fatto derubare anche di centinaia di migliaia di euro. Per la terza volta Belluno cerca di prevenire con una campagna informativa portata in tutte le frazioni con attori che un po' scherzando, un po' facendo sul serio, recitano le possibili situazioni in cui ci si può venire a trovare. Gli anziani sono una delle categorie fragili della nostra società e vanno a intaccare con alcune situazioni proprio il tessuto sociale, quindi si allarga questa la problematica. Per noi arrivare a raggiungere gli anziani, spiegare loro il comportamento che devono attivare nel caso delle truffe agli anziani, ci facilita molto la ricaduta sociale. Una volta le truffe erano fatte con un contatto reale, ora molte sono telefoniche, a volte prevedono l'arrivo di un qualcuno che incassa soldi per fantomatici figli feriti o arrestati. Il più delle volte si completano con il solo telefono e a volte sono attraverso il web. Fidarsi dunque, ma certo non di tutti, e al minimo dubbio chiamare 112, 113 o 117, che sono numeri impossibili da clonare per questi squalidi personaggi che sfruttano la fiducia concessa dagli anziani e non solo da loro. È estremamente importante perché è un fenomeno che registra un incremento, il fenomeno delle truffe agli anziani, ed è un fenomeno odioso che va contrastato attraverso la prevenzione soprattutto, ed è odioso proprio perché colpisce le persone più fragili.